È l'ideatrice del famoso modello Veneto anti-Covid, già pronto da fine gennaio scorso. Parla la virologa Elisabetta Russo, capo del Dipartimento Prevenzione del Veneto. Nuovi positivi in Veneto, ma si svuotano le terapie intensive. Per l'ordinanza dei centri estivi Zaia aspetta le altre regioni, mentre per le elezioni scrive a Mattarella. Nuova protesta degli operatori delle mense scolastiche in presidio davanti all'unità di crisi della regione. Siamo stati dimenticati dal governo, dicono. Covid-19, crollo della tassa di soggiorno a Venezia. Il comune prevede minori entrate per 120 milioni di euro. L'avanzo di bilancio coprirà in parte il buco. L'ovovia del Ponte della Costituzione smontata per sempre in poche ore, costata 2 milioni, non ha mai funzionato. Per smantellarla spesi altri 95.000 euro. 21enne di San Stino finisce nei guai con la giustizia. I carabinieri lo pizzicano fuori dal cimitero con hashish e marijuana in notevole quantità. Denunciato. Per le strade del Veneziano in arrivo quasi 1.600.000 euro dal Ministero Infrastrutture e Trasporti. Serviranno anche alla manutenzione dei ponti. Ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. In primo piano l'intervento di oggi della virologa Elisabetta Russo, che è intervenuta al Punto Stampa quotidiano presso la sede della Protezione Civile di Marghera per spiegare il modello Veneto anticontagio. Sentiamo quindi subito i dettagli, poi vediamo insieme la tabella dei dati di oggi pomeriggio, anche alla luce di quanto ci ha spiegato la dottoressa, per capire esattamente come valutare questi dati. Vediamo. Eccola Francesca Russo, la dottoressa siciliana che prima degli altri già il 31 gennaio scorso aveva pronto e stilato il piano anti-Covid per il Veneto. Capo dipartimento della prevenzione della nostra regione, la virologa viene così presentata dal governatore Zaia. La dottoressa Russo è colei che ha definito il piano di sanità pubblica come direttore della prevenzione, i tamponi, a chi si fanno i tamponi e tutte le cose che conoscete, tanto è vero che quel 21 febbraio sera con i primi 2 contagiati lei ci ha messo nelle condizioni di partire subito, ad esempio con la partita dei tamponi. E grazie a lei e alle sue competenze che tante saracinesche si sono alzate in Veneto prima che in altre parti d'Italia, in anticipo sulla fase 2. Ed è sempre lei a spiegarci cos'è e come funziona il famoso modello Veneto, che con i suoi 14 laboratori di microbiologia, compreso quello dell'azienda ospedaliera di Verona, ha esteso per i sintomatici il previsto periodo di quarantena. Io 3 giorni fa, ho mandato una lettera a tutte le aziende ULSS per rafforzare la sorveglianza. Abbiamo esteso il periodo di isolamento per i soggetti sintomatici da 14 a 21. Abbiamo detto che tutti, anche i soggetti asintomatici, contatti occasionali, di valutare di fare il tampone. Spiega quali sono i famosi indicatori chiamati di risultato, con il trend dei malati e il dato R con 0 che indica cioè quanto la malattia sia contagiosa. Stabilito questo, si va alla fase successiva che tecnicamente si chiama R con T. In questo caso, dove abbiamo una malattia che già è circolata nella popolazione, il tasso di contagiosità si chiama R con T. E secondo le indicazioni del Ministero e le indicazioni naturalmente internazionali, questo R con T, per collocare una regione in una fascia di bassa contagiosità, si deve mantenere al di sotto di 1. E adesso arriva la notizia: il Veneto, sebbene in queste ultime 24 ore registri un seppur lieve aumento dei contagi, è la regione dichiarata con la contagiosità più bassa rispetto a Lombardia, Emilia, Piemonte e Friuli. Per gli ultimi dati noi siamo a 0,41 e questo è uno degli indicatori principali che fa sì che allo stato attuale la nostra regione sia definita con una contagiosità bassa. L'allerta per l'emergenza non è affatto finita, avverte. Perché questo non è il momento di allentare, ma è piuttosto il momento di stringere, perché se noi allentiamo in questo momento il rischio è che torniamo nella fase 1 e noi non vogliamo più tornare alle morti, ai ricoveri, alla sofferenza delle persone.
Queste dunque le parole della dottoressa Russo. Vediamo ora insieme quelli che sono i dati relativi all'andamento del contagio in Veneto, diffusi proprio poco fa dall'azienda Zero. Sono i dati del pomeriggio, raffrontati quindi rispetto a quelli delle 8 di questa mattina. Per quanto riguarda i positivi, abbiamo una crescita di altri 4 casi, quindi che vanno ad aggiungersi ai 21 di questa mattina, quindi è durato nemmeno l'arco di 12 ore lo zero contagi che avevamo registrato ieri. Gli attualmente positivi, comunque questo è un dato significativo, sono in calo, siamo a 2.954, come in calo sono anche i soggetti in isolamento domiciliare, 3.132 nella nostra regione. Per quanto riguarda invece i pazienti ricoverati in area non critica, il totale è di 496 persone ricoverate, delle quali 207 positive e 289 negative. Significa che sono persone che si sono negativizzate, ma i danni provocati al loro fisico dal virus sono tali da richiedere ancora il ricovero ospedaliero. I ricoverati nella terapia intensiva sono 39. Per quanto riguarda i decessi, dobbiamo purtroppo registrare ancora nella giornata di oggi altri 6 decessi nelle strutture ospedaliere, mentre come vedete nelle strutture territoriali dove sono stati trasferiti dall'ospedale per acuto non ci sono stati fortunatamente altri decessi. Nuovi positivi dunque in Veneto, ma notevole calo dei ricoverati nelle terapie intensive. Così il governatore del Veneto Luca Zaia ha commentato oggi l'andamento appunto dell'epidemia nel nostro territorio, precisando poi che per quanto riguarda l'ordinanza per l'apertura dei centri estivi, che era attesa per oggi, bisognerà attendere ancora il confronto con le altre regioni, mentre per le elezioni Zaia ha annunciato di avere scritto direttamente al capo dello Stato Mattarella. Sentiamo. Le terapie intensive, questo è un bel dato, sono 40, 12 in meno, delle quali 12 positivi e 28 negativi, quindi noi in teoria dovremmo dichiarare 12 persone Covid in terapia intensiva. La tabella a 7 zeri, 1 per ogni provincia, che ieri sera ha fatto annunciare al professor Crisanti il traguardo del contagio zero, anche con un certo anticipo, è già stata corretta in mattinata. La precauzione è d'obbligo. I casi tornano a salire, ma sono meno gravi. Le terapie intensive continuano a svuotarsi. 7 nuove dimissioni soltanto ieri. I focolai sono contenuti e sotto controllo. Il Veneto mantiene le promesse e marcia sicuro verso un progressivo isolamento del virus. Restano fermi per ora, in attesa di nuove notizie, gli elettori chiamati a rinnovare Consiglio regionale e comuni e i bambini. Per i centri estivi l'ordinanza tanto attesa resta nel cassetto fino a domani. Abbiamo negoziato di fare una chiusura con le linee guida, noi ce l'abbiamo già, come è accaduto l'altra volta, ce l'abbiamo, se si riesce a chiudere anche assieme a tutte le regioni è finita lì, insomma. Si va verso una linea comune, la strategia vincente per il Presidente, così come è stata quella che ha spinto il governo verso l'apertura anticipata di bar, ristoranti e parrucchieri. Meno semplice sarà la partita delle elezioni, che ha spinto Zaia a scrivere anche al Presidente Mattarella. Risolto il tema di natura sanitaria, ce n'è uno di natura pratica. Votare a fine luglio o il 2 di agosto significherebbe garantire un periodo di preparazione delle liste e di campagna elettorale, un periodo sostanzialmente estivo ma non vacanziero. Votare il 6 o il 13 di settembre significa presentare le liste a Ferragosto e fare la campagna a Ferragosto. E poi c'è il tema dei tamponi, uno strumento diagnostico destinato a tramontare. Il futuro sarà il test rapido, fai da te e a basso costo. Ognuno di noi avrà un protocollo, a questo punto non esiste più problema di lockdown, di infezioni, perché abbiamo l'obbligo per legge, faremo un'ordinanza, di fare l'autodiagnosi con determinate cadenze, identifichiamo i focolai e così la risolviamo velocemente. La mia idea è che i tamponi non andranno avanti a vita. E nuova protesta questa mattina davanti alla sede della Protezione Civile a Marghera, manifestare gli operatori delle mense scolastiche. Vediamo.
Nuova protesta oggi davanti all'unità di crisi della Regione del Veneto. Oggi a manifestare le addette e gli addetti delle mense scolastiche. Arrivano da tutto il Veneto, 350 per il comune di Venezia, 700 per la provincia e più di 2000 da tutta la regione. È la seconda volta che manifestano i loro disagi, con la cassa integrazione presto in scadenza per quelli che l'hanno avuta anticipata dalla cooperativa. Noi siamo con le 10 ore settimanali, 230 euro. Al mese? Sì, perché io parlo del mio personale che sono di 10 ore settimanali, 230 euro. Cioè 5,34 euro, quindi all'ora. E come si vive con 230 euro al mese? Le bollette bisogna pagarle, bisogna fare la spesa. Appunto non si vive. A sostegno dei lavoratori, i sindacati ascoltati dalla Regione. Assieme con le altre regioni su questo fronte stiamo lavorando per avere chiarezza, tempistiche, modalità, in modo di mettere anche chi le condizioni di prepararsi, di sapere, eccetera. Dal nulla di oggi al nulla di domani, il timore che questi lavoratori a settembre, con la ripresa delle scuole, possano ritrovarsi ancora nell'incertezza. È un comparto che ha seri problemi perché molte di loro devono ancora prendere alcun compenso per il FIS da parte dell'INPS. È un comparto che sta per affrontare l'estate, che è il momento in cui viene messo a riposo, senza avere alle spalle un periodo di reddito che consenta anche di traguardare l'estate. E questi lavoratori attualmente sono in cassa integrazione senza soldi e adesso verranno anche sospesi, quindi senza nessun introito, neanche di cassa integrazione, né disoccupazione, niente, né contributi, niente di niente, e a settembre il grande punto di domanda, cioè non si sa se le scuole riprenderanno, come riprenderanno, e abbiamo paura che il servizio mensa venga sospeso. Ed ora parliamo di trasporti con il progetto presentato questa mattina dall'assessore De Berti, assessore appunto ai trasporti della Regione del Veneto, piano finalizzato a risparmiare diversi milioni di euro per veicolarli in altre voci del bilancio regionale. Sentiamo. Ripensare a riaprire le scuole a settembre calibrando la settimana scolastica su 5 o 6 giorni per tutti gli istituti al fine di razionalizzare il trasporto pubblico locale per bus, corriere, vaporetti e treni, con un conseguente risparmio di costi e pari a diversi milioni di euro. Idea dell'assessore regionale di reparto. È uno scherzetto che vale 6-7 milioni di euro per tutta la regione. Il tavolo che ho costituito la settimana scorsa serve proprio per coordinare una riorganizzazione sia con le attività produttive, faremo con i sindacati e con la scuola per far sì che a settembre non ci sia un blocco totale della mobilità, perché è un argomento sicuramente delicato. Però questa può essere l'occasione per intervenire su alcune questioni che vi dico, ci sono dei milioni di euro da poter risparmiare nel trasporto pubblico locale che fino ad oggi sono stati spesi ma che non ci possiamo più permettere di spenderli, ed è sempre legato alla scuola. Tavolo che potrebbe essere convocato già dalla prossima settimana con tra i soggetti interessati ANCI Veneto, Unione delle Province Regionali, la città metropolitana di Venezia e il provveditorato all'istruzione sempre regionale. Sicuramente, ed è stato inserito nel piano trasporti, la rivisitazione della legge 25 del 98 che aveva istituito gli enti di governo eccetera, è sicuramente da rivedere. Trasporto pubblico che con il lockdown e il mancato arrivo di turisti in tutto il Veneto vede un buco di 150 milioni di euro, cifra che riguarda in buona parte Venezia. 96 milioni che arrivano da biglietti ordinari, per lo più turistici. Quindi da qui capite che ACTV, comprendo che da un punto di vista economico sia in difficoltà. Sull'esclusione del Veneto dai 200 milioni del governo previsti per le zone rosse del Covid-19 interviene il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, il veneziano Andrea Martella. Correggeremo l'errore in Parlamento assegnando i fondi ai comuni del Veneto. Sentiamo.
C'è stato un errore tecnico evidentemente che ora verrà risanato con un intervento del Parlamento in sede di conversione di legge per fare in modo che tutti quei comuni che abbiano fatto parte di zona rossa possano avere un indennizzo. Eviterei guerre, competizioni, propaganda inutile. Parlare di ricorsi mi pare del tutto inutile. Inviterei anche il Presidente della Regione su questo a tenere i nervi saldi. Stiamo facendo tutto e faremo tutto perché si possa recuperare anche con un'attenzione a quei comuni che per esempio nel Veneto erano stati indicati zona rossa. A Venezia una delle conseguenze più visibili del coronavirus è il crollo del turismo. Il comune ha stimato in ben 120 milioni le minori entrate dalla tassa di soggiorno non versata. Il bilancio 2019 si è invece chiuso con un segno positivo. Prima la buona notizia. Il comune di Venezia chiude il 2019 con un avanzo positivo di 62 milioni di euro. Adesso la brutta. Il Comune di Venezia prevede per il 2020 minori entrate dovute al crollo del turismo in città per 120 milioni, un buco che solo in parte verrà ripianato dall'avanzo positivo. È una disponibilità dal punto di vista sia finanziario, sotto forma di liquidità, sia proprio di avanzo che riesce ad andare a coprire, in questo caso, purtroppo, ma meno male da un certo punto di vista, le mancate entrate che avremo nel 2020. Nel 2015, ricorda Zwin, il Comune di Venezia era in passivo di 72 milioni di euro. La ferma volontà del sindaco di mettere i conti a posto entro la durata del mandato e il cambio di metodo nella gestione, ha detto l'assessore, hanno fatto il miracolo. Per l'anno prossimo ci si dovrà però rivolgere ad altri santi, tra questi anche il governo che nel decreto Rilancio Italia ha stanziato 9,8 milioni per Venezia. Capitolo tasse al cittadino. La COSAP, canone, occupazione e spazi pubblici, a parte i primi 2 mesi del 2020 è stata congelata fino a fine anno. Impossibile farlo con la Tari, spiega l'assessore, a meno che non ci aiuti di nuovo lo Stato. Io ho sempre detto, lì ci vuole un intervento dello Stato, cioè una rata di Tari vale 20-22 milioni di euro. Si può immaginare che io ne ho già 115 in meno, di certo non riesco ad addossarmi 22 milioni di euro. Il rendiconto di gestione 2019 di Ca' Farsetti è stato approvato giovedì in giunta. Seguirà il benestare del Consiglio entro il 30 giugno. Costata 2 milioni di euro e praticamente mai funzionata, l'ovovia sul ponte della Costituzione, meglio noto come ponte di Calatrava, a Venezia, è stata oggi smantellata. Vediamo. Via l'ovovia. In poche ore gli addetti dell'impresa Cavalletto di Marghera hanno prima rimosso la cremagliera sulla spalla del ponte della Costituzione, poi hanno sganciato la cabina e l'hanno caricata su una chiatta. In poche ore l'ausilio elettrico per i disabili del valore di 2 milioni di euro, praticamente mai utilizzato perché si bloccava a causa delle oscillazioni del ponte e per il tempo di percorrenza che metteva in difficoltà il disabile e l'accompagnatore, è stato smontato. L'ovovia era stata realizzata subito dopo il ponte, dato che questo non aveva i requisiti di legge per il passaggio delle persone con difficoltà motorie, ma era subito risultata inservibile. Non è colpa di nessuno, non ha mai funzionato, nessuno ha mai detto niente. È il sistema di amministrare le robe che abbiamo qua, anche nel Veneto, non solo in Italia. Si è persa un'opportunità per abbattere le barriere architettoniche. Adesso questa decisione drastica per lei è una cosa positiva o negativa? Quanti soldi c'è chi avrà speso? Tanti, per togliere, mettere, togliere. Ecco, da qua sei una schifezza. Si poteva migliorare, però non lo so, forse serviva uno forse più intelligente da farlo anche per le persone che sono in difficoltà. Smontati anche gli approdi di quello che in linguaggio tecnico è definito dispositivo traslante. Al loro posto, in riva al Canal Grande, torneranno i masegni in trachite. Costo totale dell'operazione 95.000 euro. Alla città metropolitana di Venezia arrivano altre risorse da Roma destinate alle manutenzioni e alle opere stradali di tutto il territorio. Sentiamo. 1.600.000 euro circa per la manutenzione delle strade del Veneziano, di ponti, viadotti, gallerie e altre opere stradali. Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti li trasferirà alla città metropolitana già entro giugno con un primo acconto del 50%.
In tutto il Veneto ammontano a circa 10 milioni i fondi che il Ministero ha destinato in favore delle 7 province e si vanno ad aggiungere ai 69 milioni già stanziati per la nostra regione con il decreto approvato lo scorso marzo. Una notizia di cronaca che ci arriva dal Veneto orientale. Era fermo in auto fuori dal cimitero di San Stino di Livenza un 21enne ha attirato l'attenzione dell'equipaggio di una pattuglia della stazione dei Carabinieri. Aveva con sé una scatolina di metallo con 2 grammi di marijuana. A casa del 21enne i militari ne hanno poi trovati altri 13. Poi in un barattolo di vetro nascosto dietro una scrivania altri 45 grammi di marijuana, 15 di hashish. Rinvenuto anche un bilancino di precisione. Il ragazzo è stato denunciato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ed era questa l'ultima notizia da Venezia. Grazie per essere stati con noi. Come sempre, in chiusura, un'occhiata alle previsioni del tempo. Arrivederci. Benvenuti al Meteo. Continua la presenza dell'anticiclone sul nostro territorio, sabato con bel tempo prevalente ma anche con qualche disturbo. Vediamo dove nel dettaglio. Sul Veneto continua l'assaggio d'estate che stiamo assaporando ormai da qualche giorno. Sarà infatti una giornata all'insegna del sole un po' dappertutto. Nel pomeriggio e in serata avremo qualche pioggia, dapprima solamente sui rilievi e sui settori più ad ovest della nostra regione, in estensione entro la notte anche altrove. Clima caldo con temperature minime fino a 17 gradi, valori massimi compresi invece tra 24 e 28 gradi, punte di 30 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole, cielo poco nuvoloso, ma durante le ore serali e notturne non si esclude qualche acquazzone. Temperature minime tra 15 e 17 gradi, massime tra i 24 e i 27 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, scenario simile con ampio soleggiamento e con locali precipitazioni a partire dal pomeriggio. Temperature minime sui 13 gradi, massime sui 28-29 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento con Antena 3. Arrivederci.